Su Ilva si giocano la credibilità e il futuro del paese. Confindustria è netta sulla crisi che coinvolge oltre 20.000 lavoratori in Italia. Nessuna ripercussione sulle aziende tigulline. I balneari chiedono al comune di Lavagna di recepire la proroga della Bolkestein. Un'istanza sarà protocollata nei prossimi giorni. Replica il sindaco: compiamo passi prudenti. Scuola e imprese si incontrano nell'ambito dell'orientamento per i ragazzi delle medie. Questa mattina a Cicania si è parlato di precarietà e potenzialità lavorative della Valfontana Buona. Quella di Gesù è una legge di libertà. Nella catechesi proposta a Lavagna, il vescovo ha invitato a fondare la vita sulla roccia del Vangelo. No alla legge dell'io che genera violenza e perdita di valori. 100 anni per la società sportiva Aurora di Chiavari. In una mostra allestita nell'ufficio turistico chiavarese, ripercorso il secolo di vita attraverso i trofei e i volti degli atleti e dei tanti campioni. Buonasera ai telespettatori di TG Oggi. Temi dell'economia e del lavoro in apertura nel nostro telegiornale. È in gioco la credibilità del paese e assieme il suo futuro. Non usa mezze parole il presidente di Confindustria Tigullio, Massimiliano Sacco, in merito alla crisi di Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di recedere dal contratto di acquisto. La situazione che si è venuta a creare non avrà comunque ripercussioni immediate sulle imprese del Tigullio. L'assicurazione. Sentiamo. Dal punto di vista industriale il problema di Ilva non penso che abbia una ricaduta immediata e pericolosa sul nostro tessuto industriale, perché è variegato e non ci sono grossi utilizzatori di prodotti che derivano sia da Cornigliano o da Novi Ligure o da Taranto. Ciò non toglie che il problema di Ilva è un problema grandissimo a livello nazionale. Un'azienda che fa più dell'1% del PIL nazionale, che produce materiale, 4,5 milioni di tonnellate di acciaio al carbonio che vengono distribuite a centinaia di aziende che le trasformano, che sono proprio la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano, quelle aziende medio-piccole che fanno la forza dell'Italia, perdere una realtà come Ilva e ArcelorMittal oggi non ce lo possiamo permettere. C'è chi in questi giorni ha detto che la siderurgia è morta, che è un tipo di industria che nel nostro paese andrebbe ritecnologizzata, si usa questo termine. Voi cosa dite? Lei parla con un'azienda il cui proprietario è il più grosso produttore di acciaio italiano dopo il gruppo Ilva. Quindi per noi assolutamente non è morta. Noi continuiamo a investire centinaia di milioni di euro ogni anno per produrre l'acciaio nelle più svariate tipologie, perché l'acciaio è la materia prima che viene utilizzata in continuazione e avrà sicuramente un futuro e ha un futuro. È chiaro che bisogna andare al passo coi tempi, quindi produzioni compatibili con l'ambiente, ma dotare anche lo Stato italiano di leggi che consentano all'imprenditore di poter lavorare, investire, rischiare del proprio senza avere il giorno dopo le leggi cambiate, perché in questo modo non si può fare industria in Italia. Sostanzialmente l'Italia sta giocando la sua credibilità sul piano internazionale in questa partita. Ma l'Italia sta giocando il suo futuro in questa partita, perché se noi cominciamo a far andare via investitori e non diamo agli imprenditori che vogliono operare sul nostro territorio le armi per poter operare alla pari con altre nazioni, noi ci scaviamo la fossa da soli. Arinox è legata per la sua produzione ad Ilva, l'ex Ilva? No, facciamo due cose completamente diverse. Arinox fa acciaio inossidabili, Ilva fa acciaio al carbonio, quindi anche se fisicamente possono apparire simili, produciamo entrambi coils, sono due prodotti completamente diversi. E c'è stata grande partecipazione questa mattina all'Assemblea dei lavoratori nello stabilimento ArcelorMittal di Genova Cornigliano. Unitariamente FIM, FIOM, UILM, in attesa degli sviluppi della trattativa tra governo e azienda, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e hanno ribadito la volontà di difendere i posti di lavoro e il reddito delle maestranze anche con manifestazioni e scioperi. Oltre ai dipendenti diretti, al confronto hanno partecipato i cassa integrati in Ilva, lavori sociali, oltre ai segretari delle categorie rappresentanti degli altri lavoratori interessati, ovvero edili e trasporti. E sempre in tema di lavoro, ma torniamo sul nostro territorio, i comuni del Levante sono chiamati a recepire la proroga alla normativa Bolkestein già ratificata in regione. Per i balneari si tratta di un passaggio importante come tutela del loro lavoro e degli investimenti fatti. Sul tema Lavagna non si è ancora pronunciata. Fate in fretta, dice Assobalneari, compiamo passi prudenti, risponde il sindaco. Sentiamo.
È pronta l'istanza con la quale i balneari chiedono al Comune di Lavagna di ratificare la proroga delle concessioni. La richiesta sarà protocollata in Comune nei prossimi giorni e impegna il sindaco Mangiante e l'assessore Piazze a superare l'impasse. La legge nazionale che proroga di 15 anni la normativa Bolkestein, portata dal 2018 al 2033, è stata ratificata dalla Regione Liguria, che ha dato mandato ai comuni di recepirla. Nel Levante soltanto Santa Margherita Ligure l'ha fatto, dice Paolo Ferraresi, presidente di Asso Balneari Tigullio. Sestri Levante ha iniziato le pratiche, Chiavari sta per farlo, resta solo Lavagna, spiega, per questo sollecitiamo l'amministrazione. Noi piccoli imprenditori dobbiamo avere certezza nel tempo dei nostri investimenti per poter recuperare, per poter ammortizzare i nostri investimenti. C'è chi vorrebbe far partire questo dal 2020, però questo toglierebbe anni ai 15 appena prorogati, è così? Sì, certo, perché la legge è chiara, la legge nazionale dice 15 anni a partire dal 31/12/2018. Non si capisce perché alcuni comuni vorrebbero prorogarla dal 2020. Dal 2020 sarebbero 13 anni e non 15 anni. E come balneari potete fare qualcosa per smuovere questa situazione di stallo? Abbiamo avuto una riunione una ventina di giorni fa in Regione in cui ci è stato detto dalla Regione di segnalare i casi dei comuni in cui non sono state fatte le proroghe. Replica il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, facciamo passi prudenti, dice, e attendiamo di vedere quale sarà l'evoluzione del percorso. Siamo assolutamente nelle tempistiche per poter realizzare qualsiasi tipo di intervento, vogliamo soltanto fare passi chiari perché ricordiamo che sul nostro territorio vi sono concessioni demaniali particolarmente importanti e come tali vogliamo essere assolutamente certi di seguire il percorso giuridico ottimale. Quando potrebbe concludersi la vicenda quindi? Direi sicuramente a breve, abbiamo già interessato anche legali che ci possano supportare in questa particolare e delicata decisione. È iniziata in tutta Italia la raccolta firme a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza promossa dalle organizzazioni sindacali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL. Anche nel Tigullio e nel Golfo Paradiso è possibile aderire all'iniziativa in tutte le sedi dei sindacati e saranno organizzati anche dei presidi per la raccolta firme. Oggi è stato rinviato quello di Chiavari, confermato invece quello di domani a Sestri Levante dalle 9 alle 12 in Corso Colombo. Lunedì un punto di raccolta adesioni sarà a Recco, a Passo Nicoloso, giovedì a Rapallo dalle 9 alle 13 in piazza Cavour. Le situazioni di non autosufficienza riguardano soggetti deboli e anziani, ma coinvolgono anche le famiglie. Per questo la raccolta firme sarà effettuata anche nei luoghi di lavoro. E giovani e occupazione è stato il tema dell'incontro di questa mattina dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cicagna con alcuni professionisti e imprenditori del territorio della Val Fontana Buona. Gli studenti delle classi seconda e terza hanno ascoltato i consigli su come approcciarsi ad un mondo del lavoro in continua evoluzione. Sentiamo. Ai nostri tempi la certezza del lavoro, la certezza che si poteva conquistare un po' di mondo lavorando era una sicurezza assoluta. Questi ragazzi non ce l'hanno ed è per quello che è importante che capiscano che costruire se stessi con competenze, con passione, con interesse, superare le difficoltà, vederle come un'occasione per crescere è fondamentale per poi avere riuscita nel mondo del lavoro e quindi nella vita. Una delle cose che caratterizza il lavoro oggi, soprattutto per i più giovani e nel primo approccio, è magari la precarietà o magari l'essere pagati poco. Precarietà oggi è visto come un fattore assolutamente negativo e lo può essere per certi versi, ma attenzione. I cinesi quando parlano di crisi hanno un ideogramma che vuol dire pericolo ma vuol dire opportunità. La precarietà, io vivo da precario perché io ho fatto la libera professione da sempre, ho iniziato a lavorare a 13 anni e ne ho quasi 76. La precarietà è l'occasione per non invecchiare, per sentirsi sempre in lotta, per battagliare. Lei lavora in Val Fontana Buona, ma la Val Fontana Buona offre occasioni ai ragazzi oppure... Sì, decisamente. È che le occasioni vanno conquistate e ogni occasione che si presenta costa fatica. Tutto quello che uno vuole realizzare, tutto quello che uno ha la volontà di fare, lo può realizzare anche in Fontana Buona. Anzi, ci sono delle opportunità che forse sono un pochino sottovalutate, perché all'inizio sicuramente non potrebbero dare risultati che altrove sono più facili da ottenere. Ma le opportunità ci sono. I ragazzi di questa età che visione hanno del lavoro? Credo che non ci pensino perché è una cosa lontana,
però il fatto la scuola ha proprio il compito quello di farli riflettere sul loro futuro, perché aiutarli proprio a costruire il loro futuro, quindi aiutarli anche a indirizzarli, anche dando anche dei consigli, proprio perché una cosa che dicevano i relatori era proprio quello di avere tante passioni e di seguire le proprie passioni, le passioni del proprio cuore. Si è chiusa alle 15 di oggi senza particolari problemi, con tanta pioggia, però la fase di allerta meteo scattata sul centro Levante da ieri. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare nell'entroterra del Tigullio, dove si sono registrate le cumulate più persistenti. Barbagelata ha segnato 89,2 mm, Cabanne 82, Cichero 66,2. Da segnalare alcuni movimenti franosi nel comune di Mezzanego. Una frana si è staccata questa notte a Borgonovo di Mezzanego, all'altezza del Caruggio, nei pressi degli incubatori dei pesca sportivi. Un altro movimento franoso in serata sulla provinciale 36 per Semovigo. A Moneglia invece resta sotto osservazione un versante di via Torrente San Lorenzo che presenta alcuni movimenti sospetti. Intorno alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per rimuovere alcuni mezzi che si trovavano nei pressi ed erano minacciate dal possibile cedimento. Sul fronte del meteo domani è prevista il transito di una saccatura con aria piuttosto fredda in quota che favorirà ancora condizioni di spiccata instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi fino al pomeriggio anche associati a grandine. E Lavagna ha voluto ringraziare i volontari e tutti coloro che si sono impegnati durante la fase di emergenza provocata dal maltempo di domenica scorsa, con un pranzo preparato e servito dagli allievi dell'Accademia del Turismo, al quale hanno partecipato anche alcuni residenti dei due palazzi danneggiati dalla tromba d'aria che sono ancora sfollati. L'amministrazione comunale ha raccolto a tavola vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di protezione civile. Prima di sedersi a tavola è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare i 3 vigili del fuoco di Alessandria morti durante un intervento nei giorni scorsi. Per il comune, tra gli altri, era presente il sindaco Gianalberto Mangiante. E continuano i lavori di pulizia in alcune zone di Lavagna che da tempo sono completamente abbandonate. Gli operai del comune hanno pulito i giardini di piazza Adriano V tra Corso Buenos Aires e Corso Genova. Abbiamo restituito un altro pezzetto di Lavagna ai lavagnesi. Da anni questi giardinetti erano totalmente lasciati all'abbandono e di conseguenza anche mal frequentati, e il commento del sindaco Gianalberto Mangiante. Restiamo a Lavagna, ma apriamo la pagina diocesana perché prosegue la visita pastorale del Vescovo nell'ambito di Lavagna. Roccia è la parola chiave della catechesi proposta ieri sera da Monsignor Tanasini alla città. La roccia sulla quale costruire la propria vita, ha detto, è seguire la parola di Gesù. Anche se può sembrare contraddittorio, quella di Gesù è una legge di libertà. Al Santuario del Carmine il Vescovo riflette sul discorso della montagna, dove Gesù detta lo stile di vita del discepolo. Oggi spiega la libertà è vista come ricerca della propria affermazione. È la legge dell'io, fondata su una società liquida, dove c'è solo ciò che piace e gratifica. Non ci sono più valori condivisi, ricorda Monsignor Tanasini, o un vero impegno in qualcosa di concreto. Il Signore Gesù parla della casa sulla sabbia, che crolla. Ecco, la conseguenza penso sia proprio questa, il crollare della casa, il crollare di quella casa che siamo noi insieme. In questa visione individualista, prosegue Tanasini, la burocrazia sembra il giusto antidoto, fare leggi, sempre più leggi, che verranno però aggirate piuttosto che convergere sui valori. Ecco la casa sulla sabbia che porta alla violenza. Se posso fare ciò che voglio, perché non posso essere violento? Chiede il Vescovo. Gesù invece è il vero fondamento di libertà. È proprio questo lasciarsi guidare dallo Spirito che ci rende liberi, perché allora la coscienza non è più il pretesto per fare quello che vogliamo, ma la coscienza diventa quella nostra capacità di discernere il bene dal male, di comandarci di fare il bene e di evitare il male. La catechesi è stata apprezzata dai fedeli presenti in chiesa. Se noi riusciamo veramente ad avere questa visione di rispetto e di amore reciproco, sicuramente il Vangelo è veramente gioia, libertà,
semplicità e sicurezza. E poi mi piaceva anche quando diceva che non possiamo non amare Dio e non amare i fratelli, è una cosa comune, se non amiamo in alto non amiamo neanche il basso, diciamo. La visita pastorale che il Vescovo sta compiendo all'ambito di Lavagna si conferma un dono per le parrocchie e stimolo per un nuovo slancio. La cosa bella, ecco, che possiamo chiedere al Vescovo è che ci confermi nella fede, cioè che ci faccia sperimentare la sua paternità. Il primo lotto di lavori per il restauro conservativo della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari è terminato. Per questa ragione la prossima settimana saranno smontati i ponteggi che interessano la navata centrale e la cupola. La cattedrale quindi resterà chiusa al pubblico da lunedì 11 a venerdì 15 novembre. Tutte le celebrazioni e le confessioni si svolgeranno nella cappella del seminario secondo i consueti orari. Proprio a sostegno della cattedrale di Chiavari e per raccogliere fondi da destinare a coprire le spese impreviste sostenute per il restauro del cupolino, la confraternita Fidus Alma ha donato diversi quadri che saranno in mostra nello spazio Casoni di via Bighetti a Chiavari. Il 12 dicembre prossimo poi alla società economica i quadri saranno messi all'asta, il ricavato sarà destinato, come dicevamo, alle opere di restauro della cattedrale. La mostra è stata inaugurata questo pomeriggio. La cronaca, ci sono stati anche diversi colpi a Genova, Sanremo e Savona messi a segno tra novembre 2015 e aprile 2016 tra le truffe ad anziani che hanno fatto scattare oggi una maxi operazione dei carabinieri nelle province di Napoli e Milano e in Spagna, notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. 2 provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Napoli, 51 le persone coinvolte ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno a persone anziane con l'aggravante per 14 di loro di favorire il clan camorristico Contini. 8 le misure restrittive eseguite dalla squadra mobile di Genova. Secondo la tecnica ricostruita dagli investigatori, le vittime venivano agganciate da un telefonista che si fingeva avvocato, appartenente alle forze di polizia, riferiva che il figlio o il parente prossimo del raggirato era stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale e chiedeva del denaro per pagare una multa e liberare quindi il congiunto. La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di La Spezia ha scoperto un allevamento di molluschi abusivo collocato all'interno del porto mercantile in un'area demaniale adibita al solo ricovero di attrezzature e natanti. I mitili sequestrati, oltre 30 quintali, erano nascosti sotto alcuni pontili utilizzati per l'accesso alle imbarcazioni, racchiusi all'interno di centinaia di reste posizionate in acqua a circa 1 metro di profondità. Il prodotto allevato in acque non classificate e pertanto non idonee allo scopo, una volta immesso in commercio, avrebbe garantito un provetto illecito per un importo quasi pari a 45.000 euro. L'operazione ha visto il coinvolgimento anche del nucleo sommozzatori della stazione navale di Genova e del personale specializzato della ASL di La Spezia. È stata sottoscritta l'intesa tra Liguria, Toscana e Lazio per la ripartizione delle risorse provenienti dal Ministero delle Infrastrutture destinate alla ciclovia tirrenica, un tracciato complessivo di 700 km da Ventimiglia a Roma. In totale sono stati messi a disposizione 16 milioni di euro, di cui 6 milioni per la Regione Liguria. Lungo 480 km il tratto ligure di ciclovia tirrenica ha più di 100 km già realizzati in sede propria, altri 100 in sede promiscua. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di un primo lotto funzionale in ognuna delle 3 regioni. L'impegno del governo è quello di stanziare 40 milioni di euro per anno a partire dal 2020 fino al 2024. E restiamo in tema di ciclismo perché il 20 luglio scorso ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di attività. Si tratta della società sportiva Aurora di Chiavari che in una mostra allestita nell'ufficio turistico di Chiavari ha voluto ripercorrere il secolo di vita attraverso i suoi campioni e i trofei conquistati. Siamo andati a vedere. Ha regalato al mondo dell'atletica, del basket e del pugilato grandi campioni come Mino Bozzano e Tito Copello, ma la società sportiva Aurora di Chiavari è ricordata soprattutto per il ciclismo, con gli anni d'oro di Angelo Brignole, il grande risultato di Renato Ponzini ai mondiali dilettanti di Lugano, le partecipazioni di Aurelio Del Rio e dello stesso Ponzini alla Milano-Sanremo. Fondata il 20 luglio 1919, la società è tra le più antiche del comprensorio del Tigullio e ha festeggiato i 100 anni per celebrare il traguardo e rivivere i momenti
momenti più belli della sua storia, è stata realizzata una mostra di fotografie e cimeli visitabile nell'ufficio Iate di via della Cittadella a Chiavari. Abbiamo portato i trofei più belli che c'erano, ce n'è uno, questo qui, che è di Marco Sanguinetti, la cronoscalata del Monte Grappa, e poi questo è di Albareto, quando ha vinto il campionato regionale a Genova in Corso Ferrone, e altri tanti. Abbiamo avuto altri ragazzi ultimamente, e l'ultimo che ha vinto qualcosa di importante è stato Vittorio Neto, che ha vinto il campionato regionale davanti a Pettacchi e a Celestino, con la gente lì, l'ha battuto 2 anni consecutivi. E poi io ho avuto tanti ragazzi, una ventina di ragazzi, che facevo il direttore sportivo, li allenavo. La mostra resterà aperta sino a giovedì 28 novembre. Domenica 17 novembre si celebrerà la festa della società con la Santa Messa in cattedrale alle 11:30, a cui seguirà il pranzo sociale. L'Aurora dimostra con i suoi 100 anni raggiunti il grande impegno che ha profuso in tutti questi anni, generazioni di chiavaresi che si sono succedute, e i colori bianco-rossi della società si sono veramente fusi col verde-blu del comune di Chiavari. E poi c'è stato veramente l'impegno forte, appunto, solo ed esclusivamente rivolto verso i ragazzi, verso l'impegno più tradizionale, verso valori etici e morali importantissimi. Tutto questo ha rappresentato la Chiavari Aurora e continua a rappresentarlo. Prosegue la collaborazione tra il Comune di Rapallo e il Forum per le associazioni familiari del Tigullio per avviare un percorso di lavoro congiunto e individuare le esigenze presenti sul territorio e attuare specifici interventi, servizi e iniziative per migliorare la qualità di vita e il benessere delle famiglie. La prima riunione del tavolo della rete familiare è stata fissata per venerdì 10 gennaio del 2020 nel Salone Consigliare del Municipio Rapallese. La cronaca adesso, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. 4 bar, Portofino, Recco e Rapallo e una gelateria, Santa Margherita Ligure, sono stati denunciati dai carabinieri, i titolari della compagnia sammargheritese, nell'ambito di un'operazione di controllo degli esercizi pubblici per frode in commercio. I titolari avevano posto sul bancone alimenti non confezionati senza indicare che erano stati precedentemente scongelati, inducendo così in errore gli avventori su genuinità e qualità della merce. Altri 5 titolari di bar tra Rapallo e Portofino sono stati invece multati per aver consentito l'utilizzo delle slot machine oltre l'orario stabilito dall'ordinanza del Comune per la mancanza del manuale HCCP e dei sistemi di protezione alimenti a buffet, per non aver esposto il cartello di divieto di fumo, il cartello unico degli ingredienti e l'autorizzazione comunale di esercizio. 10.000 euro in totale le contravvenzioni che sono state elevate nei confronti di questi 5 titolari. Una giovane straniera di 27 anni nata a Genova, aggravata da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stata invece arrestata dai carabinieri in quanto condannata ad espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. La condanna si riferisce ad una serie di furti commessi tra Genova e Rapallo. La stessa, inoltre, in diverse occasioni non aveva rispettato il divieto di ritorno in alcuni comuni del Levante e delle Cinque Terre. La donna sconterà gli arresti ai domiciliari. A Rapallo invece un 44enne ha sottratto la propria madre, prelevandosi dalla sua abitazione oggetti in oro per un valore di oltre 10.000 euro. I militari dell'Arma, a conclusione di accertamenti, hanno recuperato parte della refurtiva. Altra refurtiva era già stata venduta dal figlio ad un compraoro cittadino. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato deferito a piede libero per furto in abitazione. Rinviata a sabato scorso a causa dell'allerta meteo, si svolgerà domani a Chiavari la tradizionale castagnata organizzata dagli Ommi de Ruinà. Il ricavato dell'iniziativa, come di consueto, andrà alla vicina casa di riposo Morando. Sono belle papputelle lucide rotonde, muncinate, son gustose, giusto appena pronte. Sembra un giochino, ma necessita di tante persone questo evento, e quindi è bello esserci di diverse generazioni assieme a lavorare per lo stesso intento. Non si sono fatti scoraggiare dal mare di castagne che gli si è parato davanti, oltre 2,5 quintali, fatti arrivare direttamente dal Cuneese. I volontari dell'associazione Omni dei Ruinà, fermati lo scorso sabato dal maltempo, hanno atteso scalpitanti una settimana per armarsi di coltello e incidere una a una le ballotte che domani saranno prima cotte in piazza nella grande padella e poi servite a coloro i quali vorranno gustare uno dei piatti tipici dell'autunno, le caldarroste. Appuntamento domani pomeriggio a partire dalle 14:30, dunque in piazza San Giacomo di Rupinate,
denaro a Chiavari con la tradizione, ma ancora una volta con la solidarietà. Come sempre il ricavato di questa iniziativa sempre per la Casa Morando, una casa di riposo qua nel nostro quartiere che noi ci siamo vicini. Ma le caldarroste non saranno l'unica prelibatezza che si potrà gustare. Gli uomini dei Ruinà hanno in serbo altre ghiottonerie. Noi cerchiamo sempre di fare una cosa che sia la più buona possibile. Oltre alle castagne faremo anche le frittelle, faremo anche il castagnaccio e come sempre avrà tutto innaffiato un vin brûlé bello caldo. Con la braccia ardente le scottiamo un po', caldarroste con la nonna mangerò. Altri appuntamenti per la giornata di domani nella nostra agenda. Appuntamenti per sabato 9 novembre. Nell'ambito del corso di formazione al dialogo interreligioso, dalle 9 alle 13 nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari si terrà il convegno sul tema La cultura del dialogo come via. Interverranno Brunetto Salvarani, padre Claudio Monge, don Giuliano Savina. Al termine, all'Hotel Stella del Mare, lo Shabbat di tutti a cura di Miriam Camerini. Apertura alle visite del Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti nei locali del Seminario Vescovile in Piazza Nostra Signora dell'Orto 8 a Chiavari, l'orario dalle 9 alle 12. Gli artigiani scendono in Piazza Fenice a Chiavari con CNA Day, dalle 10 laboratori alle 11 tavola rotonda sui prodotti tipici e turismo esperienziale. Anche nel pomeriggio laboratori e dimostrazioni. Dalle 15 alle 17 apertura alle visite della mostra pittorica I Mori di Eugenio Feresin nel Museo del Damasco a Lorsica. Castagnate e spazio gioco all'oratorio di San Bartolomeo della Ginestra Sestri Levante, all'inizio di un nuovo anno di attività delle parrocchie di San Bartolomeo e Riva. Appuntamento dalle 15.30 alle 18. Il Palazzo della Meridiana a Genova ospita alle 16 la conversazione Lo stupore originario con il giornalista Stefano Catucci e il suonatore di cornamusa Fabio Rinaudo. Alle 16.30 allo spazio aperto di Via dell'Arco Santa Margherita Ligure, inaugurazione della mostra L'ultima Amazzonia con l'esploratore e reporter Franco Guarino. Il dialogo interreligioso e la vita della polis, il tema che sarà sviluppato dalle 17 nella tavola rotonda ospitata alla Società Economica di Chiavari. Interverranno Miriam Camerini, Franca Landi, Sumaya Abdelkader, Claudio Monge e don Giuliano Savina, con la partecipazione del sindaco metropolitano Marco Bucci. Alle 21 al Teatro Comunale di Cicagna sarà portato in scena il testo di Philippe Claudel Parlami d'amore con Natalie Caldonazzo e Francesco Branchetti. Siamo così alla pagina dello sport, impegno casalingo domani pomeriggio per la Virtus Entella che al Comunale, prima della sosta del campionato, dovrà vedersela contro il Pordenone. Lanciatissimo dopo un ottimo inizio di campionato. Per mister Boscaglia da valutare nelle ultime ore la disponibilità di alcuni giocatori. Calcio d'inizio alle 15, sentiamo proprio il mister Boscaglia. Una squadra competitiva, un allenatore molto bravo e stanno, ripeto, facendo molto bene. Domani partita complicata come sempre, come tutte quelle di questo campionato, ma dobbiamo andare in campo con la consapevolezza di essere forti e di voler a tutti i costi portare 3 punti a casa. Che Entella dobbiamo aspettarci, mister? Perché a Salerno, nonostante il risultato, la prestazione c'è stata, la squadra ha creato tanto, ha visto una squadra arrabbiata in questi giorni, dobbiamo aspettare un'Entella arrembante fin da subito? No, nel senso arrembante fin da subito lo siamo sempre stati comunque sempre bene in campo. Dobbiamo essere molto arrabbiati e lo siamo, perché siamo molto arrabbiati perché soprattutto le ultime 2 trasferte non hanno dato quello che comunque avremmo meritato per quanto riguarda i punti, e la verità è questa, perché abbiamo fatto bene, abbiamo giocato molto bene, siamo stati anche abbastanza, come dire, competitivi sul piano delle occasioni, abbiamo dato poco agli avversari, ma quel poco che abbiamo dato purtroppo, in quel poco che abbiamo dato siamo stati puniti, e dobbiamo invertire un po' questa rotta, dobbiamo essere bravi e cinici in avanti e dare poche occasioni agli avversari. Domani c'è una squadra, vogliamo vedere una squadra arrabbiata, aggressiva, e da questo punto di vista non dobbiamo sbagliare. Le chiedo un'ultima cosa, è un campionato fatto di momenti e di tappe, dopo la gara contro il Pordenone ci sarà la sosta, le chiedo come arriva l'Entella anche fisicamente dopo quello che è stato comunque un mini tour de force che ha visto la squadra giocare tanto nel mese di ottobre, così come le altre del campionato di Serie B. Sì, la sosta arriva secondo me al momento giusto, un po' per tutti, perché comunque abbiamo fatto tante partite in questo periodo con turni infrasettimanali e via dicendo, e
ed è naturale che chi più chi meno ha qualche giocatore acciaccato, qualche giocatore infortunato da recuperare, quindi approfittiamo subito dopo la partita col Pordenone della sosta, che secondo me viene al momento giusto. Vi ricordiamo che la partita dell'Entella domani pomeriggio sarà trasmessa lunedì 11 novembre su Telepace 1 al canale 15 alle 22:10 e poi martedì 12 novembre su Telepace 3 canale 115 alle 9, alle 15 e alle 20:30. E sempre in merito alla nostra programmazione, questa sera va in onda su Telepace 1 una nuova puntata di Noi Chiesa. Vediamo in anteprima i titoli. In corso la visita pastorale all'ambito di Lavagna nella messa della Basilica di Santo Stefano, Monsignor Tanasini ha sottolineato l'importanza della comunione e il ruolo dei laici. 300 giovani della diocesi di Modena hanno animato la veglia dei Santi a Sestri Levante, un percorso tra le due baie con sosta nella Casa di Maria, ad indicare che la santità richiede un cammino ed un incontro. Nella solennità di tutti i santi, la celebrazione in cattedrale, evocata dal vescovo l'immagine di Dio attorniato da una moltitudine di volti, sono i santi, ha spiegato il pastore della diocesi, a determinare la realtà della storia. Ritrovare il senso cristiano della morte per onorare la dignità dei defunti è l'impegno sollecitato da Monsignor Tanasini nella commemorazione dei fedeli defunti. Il vescovo ha presieduto la messa nel cimitero di Chiavari. Ad Arenzano riunione della Commissione regionale per lo sport presieduta dal vescovo Suetta. È necessario un gioco di squadra tra i vari attori che partecipano all'educazione dei giovani. Dialogo interreligioso, convegno a Chiavari sabato mattina. Il tema sarà affrontato da 3 esperti, nel pomeriggio tavola rotonda con le istituzioni. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 8:30 con la nostra rassegna stampa del sabato, continua anche sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.